Sexy Phone è una canzone che io portai al successo negli anni 70. È una canzone ispirata sempre da queste idee che venivano attraverso cose già nate. Cioè Sexy Phone nasce col pensiero e con l'idea di Je t'aime non plus. Je t'aime è una canzone francese che ebbe un successo a livello mondiale. Erano un uomo e una donna che facevano sesso mentre la musica andava e quindi questa storia fece un grande clamore. In quel periodo poi c'erano tanti altri che facevano canzoni sexy, c'erano le femmes, poi se ne erano inventate di mille forme, era un dilagare di canzoni sexy. E quindi a me venne l'idea della bugia di un pastore che racconta, un pastore di Fonni, ma i pastori sono sardi, i nostri pastori sono tutti sardi, sono allevatori. E quindi io presi questo spunto perché quando ero al circo avevo imparato a fare l'imitazione di una persona delle parti del capo di sopra. Tontedo mi ero inventato questo personaggio e quindi cosa succede? Mi invento il pastore con una francese. Questo pastore che si porta questa francese che trova per strada, se la porta, era una turista, se la porta dove vuole lui. E succede questo flirt, richiusi dentro una stanza con le luci un po' tenue, questa musica, questa voce che canticchia e questi due. Lei che si comincia a spogliare e lui gli dice: buonasera signorina, si accoda a me, prenda una sedia, si assideri. E ho visto che si iniziava a spogliare, gli ho detto: cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? Cosa si sta spogliando? E perché si spoglia? Ma e lì continua questo calore. Io intanto cambio il disco perché ci va anche la musica. E continua questo calore, si abbracciavano e lei lo accarezzava e lui, arrezza cosa bella, mamma mia quanto mi piace. E continuavano a sfregarsi, a sfregarsi, a sfregarsi, finché a un certo punto lui dice, sente questa voce che gli dice Je t'aime, e lui la rassicura: non temere, non c'è niente da temere, siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo i peli nel cuore. A un certo punto si sente lui che dice: non mi tocchi lì. Forse gli stava rubando il portafoglio, chissà che cosa. E poi a un certo punto lui gli dice: stia ferma così che ho trovato il punto giusto, e lei fa oui oui e lui urrà, eccetera eccetera. Allora ascoltiamola. Buonasera signorina, prego si accoda a me, prenda una sedia e si assederi. E cosa c'ha, Carlo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? Perché si spoglia? Non si butti addosso. Non si butti addosso così. Si picchia. Questo
temere, non c'è niente da temere, sai. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo peli nel cuore. Arrazze cosa bella! Arrazze cosa bellissima! Quanto mi piace! Ecco la Francia! Stia ferma così che ho trovato il punto giusto! Urrà! E questa era Sexyphone. Io intanto vi saluto e ci vediamo presto. Voglio salutare tutti i fans, voglio salutare tutte quelle persone che sono a casa. Un abbraccio forte a tutti quanti, a presto, ciao!